Ancora una volta si è risolta in volata la Coppa Diego Granzotto, giunta alla sua 44esima edizione riservata agli juniores, che si è svolta ieri sul classico circuito dei vini con partenza e arrivo a Corno di Rosazzo, 5 giri pari a 97 km. Gara praticamente in linea, se si esclude l'Erta di Rosazzo, con un Gran Premio della montagna posto ai piedi della secolare abbazia. Doppietta dalla Cycling Team Butrio, con Davide De Bellis che regola e il suo compagno di squadra Nicola Venchiarutti, terzo gradino del podio per Mattia Cristofaletti della Rinascita Ormelle. Le parole del patrono della manifestazione, l'inossidabile Dino Granzotto. E quest'anno sì, praticamente porta sempre nel suo stile e di conseguenza abbiamo una bella partecipazione come ogni anno, una bella gara ben combattuta, nonostante purtroppo la caduta, ma quello è una cosa che Nicoladi si fa in par dal ciclismo. Che cadono dappertutto anche i professionisti, quindi comunque anche quest'anno l'abbiamo portata a termine con la speranza di avere sempre queste soddisfazioni, usiamo quel termine così è più. Come ben per Furlan, potete dire che c'è un'epistola Liegi? Beh, questa sì, è un'epistola Liegi, Boston Liegi, ecco che è il percorso che è in tal parc natural di qua, tra le vigni e le pinete del paese, che insomma non fa veramente onore di essere residenti in queste zone, ecco. E augurare a tutti che vengano a Ciatanus. Potete dire che è uno dei più vecchi corsi da categoria? Indubbiamente è la 44esima edizione, perché 3 edizioni negli anni passati con le elezioni e non avevano autorizzazione di fare gare. E l'ultima è stata nel 2012 che la federazione ha messo la seconda domenica di mai che aveva di correre a cronometro e non su strada questa categoria, insomma. E purtroppo si passa, ma comunque sono 47 anni che si corre a qua. Alla muse di chi che dice male? Beh, indubbiamente non si inchica, se l'è qualche migliore che venga in davanti.